In questo paese alcune donne portano avanti una tradizione secolare. Questo è un pane tipico del Sulcis. Viene realizzato soltanto a Teulada, è un pane unico, si chiama sadunda. Il suo aspetto è molto particolare, ricorda una girandola, è costituito da 7 pizzi e veniva utilizzato anche come pane salario, come paga per i pastori. Unico in tutta la Sardegna e noi teuladini ne siamo particolarmente orgogliosi. Marilena giustamente vanta con entusiasmo questo pane tradizionale. I documenti ritrovati ci portano al 1700, ma potrebbe essere molto più antico. Oggi lei e Anna, un'anziana donna molto esperta nel lavorare satunda, sono impegnate nella sua preparazione. Utilizzano ingredienti semplici, una semola fine di grano duro, l'acqua e il sale. L'esperienza maturata nel tempo permette loro di ottenere un pane che rimarrà commestibile e morbido anche dopo una settimana, caratteristica questa che è alla base della sua tradizione, visto che nel passato rappresentava il nutrimento per i pastori e i contadini che trascorrevano molti giorni lontano da casa, ma sfamava anche le loro famiglie che si prendevano cura dell'ambiente domestico. Con l'aggiunta della pasta madre, su frammentu, nella lingua sarda, l'impasto è quasi pronto. Anna lo rende uniforme, poi lo lascia a riposare. Dopo meno di mezz'ora la pasta è diventata elastica, morbida, ma deve essere ancora lavorata per un certo tempo. Questa è sicuramente la parte più faticosa per preparare quello che a Teulada chiamano anche supani limpiu, un antico detto in lingua sarda che letteralmente significa il pane pulito. Il riferimento è rivolto al pane che non possiede ulteriori ingredienti, ma in paese usano questo termine anche perché mentre preparano satunda, le mani delle massaie toccano la semola e non la farina e quindi rimangono sempre pulite. Marilena suddivide il grande impasto in piccole pagnotte, mentre Anna inizia a formare satunda. Questa è la fase più complessa del lavoro, tanto è vero che oggi, come nel passato, solo alcune donne particolarmente esperte riescono a modellare questo pane rispettando le caratteristiche tradizionali. Prima appiattisce la forma e mentre la fa ruotare crea un grande cono nella parte centrale. Poi la muove avanti e indietro come in una danza, in questo che sembra essere più un rituale che un gesto utile alla lavorazione. Compie questo movimento per 7 volte, perché 7 sono i pizzi che deve creare, uno dopo l'altro. È sorprendente osservare Anna, le sue mani. C'è qualcosa di arcaico nei suoi gesti presi a prestito dalla tradizione, dalle donne del passato che prima di lei li hanno compiuti con un grande senso artistico che forse non hanno mai pensato di possedere perché alla fine loro semplicemente facevano il pane. A questo punto Anna pressa il cono che inizialmente aveva elevato e sistema i pizzi e la lavorazione sembra conclusa. Ma ci accorgiamo che non è così, perché all'improvviso capovolge il pane e quello che credevamo fosse il fondo, in realtà si rivela essere la sua faccia. Con grande cura adesso apre i pizzi uno per uno, li solleva e li manipola fino a renderli fini e lisci. Dopo tanto lavoro, ecco satunda teuladina, pronta per entrare in forno. Per secoli a Teulada le famiglie hanno custodito l'abitudine di panificare solo un giorno alla settimana, il sabato, anche perché questo pane si mantiene morbido a lungo, è ottimo per essere consumato anche dopo molti giorni. Un gesto cattura la nostra attenzione. Marilena pratica sul pane un consistente foro che resterà visibile anche dopo la cottura.
Vedi Davide, il nostro pane Sadunda, prima di essere infornato, ha bisogno di essere punto, in modo che la lievitazione in forno non si gonfi troppo. Ecco perché ha questo forellino, che viene fatto o con qualche strumento che si usava, oppure anche soltanto con un ramoscello di lentischio. Tanti in Sardegna e in Italia praticano minuscoli fori, piccoli tagli o decori nei loro pani tipici, ma sembrerebbe che i teuladini siano gli unici ad utilizzare saserretta, questo strumento specifico per creare il foro che, oltre a essere utile, rende così caratteristica Satunda, questo pane tradizionale sulcitano.